o panino napolitano. Cioè, al di là che è di una bontà unica, ma mi sono domandata, ma perché o panino napolitana è tradizione? O pagnottiella? E perché si chiama o pagnottiella a Napoli? O pagnottiella perché c'ha la forma della pagnotta. Panino perché è un panino proprio. In pratica nacque in una casa napoletana. A mamma, per togliere un po' di salumi da mezzo, che ne sacci, tutto il formaggio, lo impastò insieme all'impasto del pane, perché prima l'impasto del pane il 90% veniva fatto in casa, consegnato poi al fornaio che lo riportava bello cotto e tu mangiava per tutta la settimana. Così una mamma ebbe la brillante idea di mettere salumi e formaggio insieme e formare o panino napolitano, o pagnottiella. Prima era fatto con l'impasto del pane, salame, uova, formaggio, anzugna, la sugna. E così da quell'idea è venuto fuori il panino napoletano, che oggi è un casatiello in miniatura, ma prima era proprio un vero e proprio pane ripieno di salumi, formaggio. Guagliù, non sapete che va partita.